Il progetto parte dalla raccolta dell'umido, un umido di qualità, quello che viene raccolto nei nostri territori, e con un procedimento che viene messo in testa all'impianto che già abbiamo, quello di produzione di biometano, andrà a sviluppare dei microrganismi che produrranno delle bioplastiche, dei precursori delle bioplastiche. Sarà la prima bioraffineria con questo tipo di utilizzo dell'umido che Contarina raccoglie ogni giorno in metà della Marca e sorgerà nell'impianto di trattamento di Trevignano. Tutto parte da un brevetto di 3 università. I 3 pilastri sono Ca' Foscari, la Sapienza e l'Università di Verona. E il brevetto che sta dentro è proprio un brevetto interuniversitario, interateneo, e viene applicato in scala industriale. Pensate che questo è il primo impianto in tutta Europa, e ce l'abbiamo a Treviso, che lavora con questo tipo di approccio, non ce ne sono altri. Un progetto finanziato da Bruxelles che vede la partecipazione di altri partner europei. Il progetto coinvolge circa 25 partner di tutta Europa e sui 40.000 tonnellate di rifiuto umido che viene raccolto dal territorio, circa 16.000 verranno trattati in questo impianto per produrre circa 200 tonnellate di PHA. Visivamente saranno dei sacchetti di polvere che saranno trasformati dalle altre aziende coinvolte. I partner con cui svilupperemo appunto questa attività andranno a provare una serie di applicazioni pratiche. I prodotti che si possono produrre con questa polvere sono tipicamente imballaggi, sacchetti per applicazioni alimentari, cerotti per esempio, oppure si può utilizzare per applicazioni particolari tramite un trattamento rendendola durevole, come per esempio articoli per esempio da giardino, oppure materiali speciali che possono servire per l'agricoltura. In abbinata con la cellulosa che sarà recuperata nel nuovo impianto di trattamento dei pannolini che presto sarà operativo a Lovadina, si arriverà a produrre materiale per l'edilizia. L'abbinamento dei due può avere applicazioni interessanti, per esempio sempre i partner del nostro progetto come Novamont e altri magari meno noti ma più avanzati a livello proprio di start-up tecnologiche sviluppano per esempio applicazioni per materiali isolanti o basi per materiali tessili che abbinano le caratteristiche della cellulosa sostitutiva del vergine con le caratteristiche più plastiche di durabilità della plastica, diciamo alternativa appunto anche in questo caso al fossile. Un'opera ecologicamente rilevante per un investimento importante. Tutto il progetto ha una base di 23 milioni di euro ed è finanziato per circa 16 dalla Comunità Europea.